Allora, questione pensioni, riprendiamo con lei segretario, sempre sotto gli aspetti politici. È stata proposta quota 103, è stata proposta poi rivista l'opzione donna, rivista dalla proposta iniziale, ci sono altre questioni senza arrivare, non si è arrivati, era impossibile farlo, alla famosa riforma delle pensioni. E poi naturalmente c'è il fondo per un'autosufficienza che voi lamentate che non sia stato rimpinguato, come la sanità possa avere delle lacune. Allora, vediamo un po', quota 103, come la vedete? Vabbè, siamo sempre nell'ambito dei palliativi, cioè non si interviene sulla Fornero che rimane lì, insomma non c'è nessuna modifica della Fornero, c'è un dettaglio. E ancora una volta però vale per quota 100, valeva per quota 102, vale per quota 103. Chi può, tra virgolette, beneficiare di questi interventi sono quei lavoratori che hanno avuto nella loro vita lavorativa continuità di rapporto di lavoro. Ed è, questo lo dice anche l'INPS, diciamo è il lavoratore mediamente, il lavoratore del nord che ha lavorato presso una grande azienda ed è un lavoratore maschio. Quindi è un intervento che guarda a una platea specifica di lavoratori, ma questo valeva anche per gli interventi fatti in precedenza, e non si fa nessun intervento, come dicevo prima, sulle donne, sui lavori saltuari e intermittenti e sul lavoro povero. Allora, diciamo, sono interventi che guardano una parte, una platea, se posso dire, quella più fortunata, insomma, quella che ha avuto la possibilità di lavorare presso una grande azienda, di continuare la propria vita lavorativa ininterrottamente per 38, 39, 40 anni, e quindi può accedere a questo meccanismo, cioè si allontana l'idea di una riforma del sistema pensionistico. Lo dicevo prima, noi dovremmo essere molto preoccupati, ma come sistema paese molto preoccupati, perché le pensioni che cominceremo a vedere tra qualche anno, e Antonella rispetto al suo osservatorio sarà in grado di dirlo anche meglio di me, le pensioni che cominceremo a vedere tra qualche anno, tra 5-6 anni, cominceranno a essere pensioni poverissime, perché questo paese ha fatto una cosa francamente impressionante dal punto di vista, diciamo, della politica economica, e cioè ha introdotto contemporaneamente un sistema previdenziale costruito sui contributi effettivamente versati, cioè il sistema contributivo, e contemporaneamente ha fatto una serie di norme che hanno flessibilizzato e precarizzato i rapporti di lavoro, che diciamo è diciamo, una manovra, cioè è un suicidio dal punto di vista sociale, perché io non posso contemporaneamente favorire la saltuarietà dei rapporti di lavoro, la loro intermittenza, la loro precarietà, e contemporaneamente costruire un sistema previdenziale fondato sui contributi effettivamente versati. Noi avremo tra alcuni anni pensioni poverissime, perché quelle che ancora che si sono sviluppate da oggi e qualche anno addietro sono pensioni, diciamo, costruite col sistema misto, cioè in parte col sistema retributivo e in parte col sistema contributivo. Ma le pensioni che avremo da qui a qualche anno saranno pensioni esclusivamente costruite col sistema contributivo, e cioè calcolate sui contributi effettivamente versati. E questo sarà un problema, perché avremo un paese povero. Certo. C'è un paese povero. E quindi anche lì allora, dicevo, quando provavo a dire prima, se si devono fare degli interventi sul sistema pensionistico, bisogna aver presente la solidarietà come direttrice fondamentale, e quindi guardare a quei mondi lì, fare le operazioni quota 100, quota 102 o quota 103 vuol dire guardare solo ed esclusivamente a quei lavoratori
fortunati, che hanno avuto la fortuna nella loro vita di lavorare presso una grande azienda, che non hanno mai avuto discontinuità nei rapporti di lavoro, per i quali i contributi sono sempre stati versati regolarmente per 40 anni e sono una platea, diciamo, di lavoratori fortunati, che per carità è bene che ci siano, ma questi interventi guardano esclusivamente a quella fetta del mondo del lavoro, non guarda ai precari, non guarda alle donne, e questa è francamente una condizione totalmente inaccettabile. Basta guardare i dati sulle pensioni delle donne e sono mediamente del 20-30% inferiori rispetto a quelli degli uomini. Perché? Perché le donne hanno costruito nella loro vita lavorativa, hanno immesso i tempi di cura, hanno perso il posto di lavoro a favore della famiglia, cioè bisogna leggerla una società per capire come si può intervenire. Chiaro. Allora, il punto è questo, insomma, diciamo, noi siamo affezionati a questo criterio solidaristico. Il nostro sistema il nostro sistema previdenziale e assistenziale è costruito su criteri solidaristici. Quindi, voglio dire, non saremo mai indisponibili a un ragionamento che abbia queste caratteristiche. E se le pensioni più alte devono avere qualche euro in meno perché questo va a favore delle fasce più deboli, ma noi siamo totalmente d'accordo. Per operazioni di questo genere vengono sottratti quattrini alle pensioni per favorire o la flat tax, o come abbiamo visto prima, certo, che non è sempre sì. Gli evasori fiscali, è una cosa che non è totalmente indegna di questo paese, insomma. Allora, relativamente al discorso accennato quota 103, opzione donna, vuole dirmi qualche cosa? Certo. Sì. Sì, certo, c'è sicuramente una considerazione da fare, al di là di quota 103, che vediamo non è una misura che va a soddisfare una platea ampia, perché sono circa 47.000 certo. i potenziali beneficiari, di cui possono scendere a 41.000 se poi decidono di rimanere al lavoro perché viene effettuata una sorta di detassazione per chi decide di congelare la propria quota di pensione e rimanere ancora al lavoro, per cui non va a soddisfare quella necessità di uscita dal mondo del lavoro, soprattutto per dare spazio ai giovani. Per quanto riguarda invece l'opzione donna, già di per sé penalizzante, perché prevede il calcolo tutto contributivo anche per chi aveva contribuzione versata prima del 1995, ossia quando il sistema di calcolo prevedeva a percentuale un sistema retributivo o misto se si trovava a cavallo. Quindi già penalizzante di per sé, perché chi ha svolto lavoro di cura nella sua vita e ha dovuto lasciare il lavoro prima della maturazione del requisito della pensione anticipata, o comunque ha avuto per cura dei figli in giovane età rinunciare a anni di lavoro, si trova a poter accedere solo rinunciando ad una fetta della sua pensione. In più adesso con la legge di bilancio vedremo cosa accadrà, però sembra vengano introdotti degli altri paletti, ossia che possono accedere all'opzione donna, già di per sé penalizzante, persone che nella loro vita hanno già avuto degli svantaggi sociali, perché hanno fatto azione di cura caregiver nei confronti di loro familiari o che loro stesse sono invalide, quindi in una situazione già di per sé penalizzante vengono a loro volta ripenalizzate andando a decurtare, accedendo alla pensione con una formula che... Quindi bisogna stare anche molto attenti ad accettare l'opzione donna. Cioè, allora, l'opzione donna è una scelta, ovviamente, non è che si è obbligati, però è una misura che ti consente di uscire anticipatamente rispetto ai requisiti previsti dalla Fornero, però lasciando una fetta a volte anche molto importante della propria pensione, e questo si è aggira definitivo. Circa il 30%. Ed è definitivo.
beh certo, è definitivo, perché una volta usciti, una volta accettata diciamo quella condizione, non è più possibile rivalutare. Ecco, sarebbe stato interessante che questo tesoretto risparmiato dalla rivalutazione fosse messo a disposizione per creare un sistema di uscita con opzione donna, senza che ci sia quella penalizzazione ovviamente che va a pesare molto poi nelle pensioni. Stiamo parlando comunque di pensioni molto basse, perché la media delle pensioni si aggira dai 700 ai 1200 euro, per 35 anni di contribuzione versata non dà soprattutto appunto perché le donne sono penalizzate anche dal punto di vista delle retribuzioni, che sono molto più basse rispetto ai loro colleghi maschi. Chiaro. Ha qualcosa da aggiungere a questo riguardo, segretario, per l'opzione donna, oppure passiamo alla manifestazione che si terrà, scenderete in piazza il 16 dicembre? No, diciamo le cose sono quelle, il punto è questo qua, insomma, c'è questo ancora un paese che non guarda una politica che non guarda le condizioni materiali del paese. Ora è chiaro che l'opzione donna è una scelta esattamente così come quota 100, 102, 103 è una scelta, ma a volte le scelte sono anche obbligate, no? Non è che sono sempre scelte libere, cioè pensare che insomma le scelte siano sempre libere non è esattamente così. E il punto è che se tu vuoi una società equa devi tener conto delle diversità, e favorire le condizioni più deboli. Questo è il punto, insomma, cioè non si possono fare operazioni che guardano gli evasori fiscali, i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro, cioè si tagliano le pensioni, anche quelle medie, e non si fa un intervento solidaristico. Questo è il punto vero. I quattrini sono pochi, benissimo, fatemi a capire perché i quattrini sono pochi. Io sono intervenuto su questo anche altre volte. È evidente che se la nostra base produttiva, cioè l'occupazione, non cresce, che ha dei dati anche abbastanza interessanti da questo punto di vista ultimamente, per vedere quanto dura, perché tutto il nostro sistema previdenziale e assistenziale si basa sul lavoro. Se c'è lavoro, c'è un sistema previdenziale e assistenziale che regge, sistema sanitario e via dicendo. Se il lavoro non c'è, si creano i problemi. Allora, rispetto a queste ristrettezze che ci sono, è chiaro che è complicato fare operazioni solidaristiche, però come diciamo noi, spesso fare solidarietà tra uguali è abbastanza semplice. Certo. Fare la solidarietà tra diversi è difficile. Siamo in chiusura, proprio segretario, la ringrazio. Battuta alla direttrice che può anche così richiamare la manifestazione. Vediamo la slide, prego. Velocissima, siamo in chiusura. Velocissima sulle pensioni contributive, appunto, che riguardano quella fascia ora giovane che andranno in pensione in futuro. Il sistema contributivo, per chi non lo sapesse, oltre ad avere appunto effettuare il calcolo della pensione sui contributi effettivamente versati, pone anche degli ulteriori paletti che non erano mai stati posti in precedenza, ossia un importo minimo di pensione, per cui chi accede, si può accedere alla pensione a 64 anni o a 67 se si ha un importo minimo. In un paese dove la precarietà è il lavoro che ormai si trova, che c'è, risulta difficile da comprendere. Esatto, arrivare ad avere un importo minimo di pensione. Ma tanto cambieranno, ci saranno tante di quelle riforme nel frattempo, ora che arrivano questi precari. Ci auguriamo. Riguardo invece velocissima, perché siamo proprio fuori tempo massimo. Di domani, ovviamente ci sarà uno sciopero generale, quindi uno sciopero della CGIL. E scenderemo in piazza appunto per rivendicare una manovra più equa che sia rivolta a tutti i cittadini in modo ovviamente. 16 dicembre 2022 ore 14, manifestazione invece nazionale, pensionati bancomat, tagli alla sanità, nulla sulla non autosufficienza, non possiamo restare fermi, derubati, arrabbiati ma determinati. Questa era la locandina che abbiamo messo in onda. Io devo salutarvi assolutamente, che siamo fuori tempo massimo. Grazie al segretario Cestaro di essere stato qui con noi, grazie alla direttrice dell'Inca di averci supportato anche con dati tecnici e con spiegazioni ulteriori. La puntata poi la potete rivedere in replica nel nostro sito. Grazie.